Progetto in rete senza rete è un'iniziativa finanziata dall'assessorato regionale alla famiglia che vedrà ad Agrigento, nella nostra provincia, a Racalmuto, 2 incontri. Ecco, parliamo di questa iniziativa portata avanti dalla vostra associazione. Allora, il progetto in rete senza rete è un progetto appunto finanziato dall'assessorato regionale, alla famiglia, è stato finanziato a una ATS composta sia da 2 cooperative sociali, la CAP e la UVAMAR, sia un istituto comprensivo di Racalmuto e il capofila è un oratorio di Racalmuto, il Don Bosco. L'assessorato, nel dare indicazioni precise sulla creazione della compagine in ATS, ha voluto mettere in primo luogo come capofila o i consultori familiari pubblici o privati o gli oratori, perché si riconosce ancora, malgrado appunto ormai l'utilizzo delle chat del web, agli oratori un ruolo associativo e di riunione molto importante, e l'oratorio Don Bosco di Racalmuto, su nostra proposta, ha accettato di farne parte e diventare il capofilo, ed è stato l'unico oratorio nella provincia di Agrigento. La tematica di cui ne parlate? Allora, la tematica ovviamente è una sensibilizzazione all'utilizzo responsabile del web, e ha come suoi utenti i ragazzi nella fase adolescenziale e le famiglie, o comunque gli adulti significativi della crescita, quindi anche gli insegnanti. Nel progetto sono coinvolte anche diverse scuole? Sì, perché in effetti il progetto è un progetto che è partito nel marzo scorso e comprende 3 aree della provincia di Agrigento: il comune di Racalmuto e l'istituto comprensivo Leonardo Sciascia proprio di Racalmuto, che è un ente partner. Poi hanno partecipato l'istituto comprensivo Castagnola di Agrigento, il liceo classico di Agrigento, il polo liceale tecnico Francesco Crispi di Ribera e l'istituto comprensivo Navarro di Ribera. L'importanza del progetto, che noi abbiamo sviluppato a carattere provinciale, prendendo 3 centri della provincia, ovviamente il capoluogo, e poi un'area occidentale e un'area orientale con una densità di popolazione differente, proprio per vedere come gli usi del web si possono differenziare a secondo se si tratta di una grande comunità o di una piccola comunità, e quanta attenzione da parte dei familiari e degli adulti c'è, e come cambia questa in base a al livello territoriale di riferimento. È importante che alla fine di questo progetto ovviamente noi abbiamo predisposto, insieme anche all'ausilio del professore Pira dell'Università di Messina, un questionario che ci dà indicazioni su come i ragazzi oggi e su come gli adulti oggi, almeno nel nostro territorio, vivono e quanto riescono a capire di quello che possono essere i problemi legati